Ancora fiamme, ancora incendi. Le immagini che vedete arrivano da Casteldaccia, in provincia di Palermo. Un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio ha messo in fuga anche alcuni residenti del paese palermitano. Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, si sono estese nel giro di poco tempo, raggiungendo anche l'autostrada. È stato necessario chiudere un tratto della Palermo-Catania tra gli svincoli di Altavilla Milice e Casteldaccia in entrambe le carreggiate. Paura soprattutto per alcuni residenti che appena hanno visto crescere l'entità dell'incendio hanno abbandonato le proprie villette per mettersi in salvo. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente già da diverse ore per spegnere il rogo, forti ripercussioni sul traffico con lunghe code in autostrada in attesa che l'emergenza rientri. Nello stesso tratto è stato interrotto anche il traffico ferroviario. A causa del forte vento di scirocco sono stati dirottati anche 2 voli in arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino. Sono il Milano-Linate deviato a Catania della compagnia ITA previsto per le 16:55 e il Cuneo-Palermo della Ryanair dirottato a Trapani delle 17:25. Scirocco che proseguirà in alcune zone della Sicilia anche nella giornata di domani. Le immagini drammatiche delle alluvioni di settembre e ottobre del 2022 hanno fatto il giro del web, dando la dimensione esatta della tragedia vissuta e dei gravi danni subiti su Trapani, Messina e Siracusa. Adesso i ristori per privati e imprese di quei territori diventano realtà. Il Dipartimento regionale di protezione civile ha infatti emesso i decreti attuativi per assegnare 5 milioni di euro a fronte dei 6 richiesti derivati dal bilancio regionale e frutto di un emendamento presentato dalla deputata regionale dei 5 Stelle Cristina Ciminnisi. Ci sono adesso 2 circolari che disciplinano i criteri e le modalità di applicazione e di riconoscimento dei ristori, uno per le imprese, uno per invece i privati cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni, e attraverso i moduli predisposti dal Dipartimento regionale sarà possibile presentare le istanze entro 30 giorni ai comuni competenti. Si tratta dunque di ristori parziali a fronte di decine di milioni di euro di danni stimati a imprese e agricoltura, e per la firmataria dell'emendamento si tratta anche di una parziale soddisfazione. Ci riteniamo parzialmente soddisfatti perché l'impegno inizialmente preso dal governo regionale riguardava una cifra di 6 milioni di euro, un importo che poi è stato ridotto in sede di variazione di bilancio a 5 milioni perché la scelta del governo fu quella di destinare 1 milione di euro ad altre finalità, in particolare al Dipartimento degli enti locali per il finanziamento di sagre e feste patronali. Quindi continueremo a difendere la possibilità per i cittadini alluvionati di accedere a una quantità maggiore di risorse destinate ai ristori. L'isola pedonale del Viale San Martino a Messina finisce nelle aule di tribunale. Ad aprire la battaglia legale sono stati alcuni commercianti che si sono rivolti al TAR di Catania per contestare la versione approvata dalla Giunta Basile, una versione large dell'area pedonale che si estenderà da Piazza Cheroli sino a Villa Dante. Le polemiche non sono mancate sin dalla sua istituzione, ma adesso 14 commercianti hanno deciso di chiedere lo stop del piano urbano della mobilità sostenibile e così si sono affidati all'avvocato Giuliano Saitta per chiedere l'annullamento della delibera dello scorso 23 giugno. Nel mirino però non c'è tutto il piano della mobilità, ma solo l'isola pedonale di Viale San Martino. La contestazione nasce dal fatto che rispetto a quanto stabilito dal piano generale del traffico urbano, ovvero un'unica area pedonale tra Piazza Duomo e Piazza Cheroli, la nuova scelta che raddoppia l'area pedonale messinese arriva senza alcun dibattito di natura politico-tecnica, senza confronto con la cittadinanza e senza la previsione di proposte progettuali alternative. A rispondere è stato il sindaco Federico Basile, che ha affidato l'incarico di difesa all'avvocato Santidelia, confermando di guardare alla programmazione complessiva. I commercianti che hanno fatto ricorso credo siano una decina, 14 soggetti, sicuramente hanno valutato la propria posizione personale e individuale rispetto a un problema che concerne una programmazione generale. Noi siamo un ente, un'amministrazione che cerca di programmare un ragionamento complessivo che in questo caso tocca la mobilità sostenibile, e questo voi lo sapete, ci stiamo lavorando tanto, è una programmazione che
ripeto, non è limitata solamente a una o due porzioni di territorio, ma a un ragionamento più ampio. Legittimo da parte di chi contesta un provvedimento opporsi con un ricorso, quindi vedremo qual è la strada, ma io sono convinto che gli strumenti di programmazione che stiamo adottando siano più che corretti. I commercianti temono le possibili ripercussioni economiche. Nel ricorso si legge come il Comune non abbia preso in considerazione il fatto che tutti gli esercizi commerciali che prospettano sul Viale San Martino saranno tagliati fuori dal traffico veicolare e dunque saranno meno accessibili da parte dei cittadini, e quindi la previsione della chiusura integrale al traffico della principale arteria stradale del centro cittadino avrebbe dovuto essere corredata da una approfondita istruttoria finalizzata ad analizzare gli effetti della pedonalizzazione. Nella Sicilia, in cui molte famiglie devono ogni giorno far quadrare i conti per arrivare a fine mese, nel quartiere periferico dello Sperone, a contatto con quello di Brancaccio, c'è un parroco che è diventato punto di riferimento per tutte le famiglie disagiate e che hanno anche problemi a fare la spesa. Lui è Don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa Santissima Maria delle Grazie. Ogni giorno il suo impegno è quello di dare serenità a chi chiede aiuto. E in un quartiere dove la disoccupazione si è ormai intrecciata stabilmente con la vita quotidiana, di richieste ce ne sono davvero tante. Il divario nord e sud aumenta, la crisi in Sicilia è molto più sentita, nelle zone nostre periferiche, quelle periferie esistenziali, così come le chiama il Papa, come sono lo Sperone e Roccella, tutto questo è ancora più pesante da affrontare ogni giorno. La parrocchia ad esempio c'è per le nuove povertà soprattutto, e con nuove povertà intendo l'operaio che non riesce a fare la spesa, che non riesce a comprare gli occhiali a suo figlio, parlo del commesso di negozio che non riesce comunque a pagare le bollette, si trova in difficoltà e deve scegliere tra il mangiare o il gas o la luce, situazioni che un tempo non si immaginavano nemmeno, dopo la pandemia si sono aggravate notevolmente. Quali sono le richieste che ogni giorno le arrivano, Don Ugo? Noi ad oggi abbiamo richieste per aiuto di utenze, tantissime richieste, libri scolastici, farmaci che sono a pagamento, e qualcuno anche le prime necessità, il mangiare del quotidiano, ma sono pochissimi questi che proprio non arrivano a fare la spesa. Ma tutte quelle spese tra virgolette extra, che extra non sono, come appunto gli occhiali, il libro scolastico, il medicinale, li chiedono a noi, vengono a chiedere a noi un sostegno. Nel comprensorio tutti lo conoscono. Don Ugo sa bene che la mancanza di lavoro in un quartiere come quello dello Sperone rende ancora tutto più difficile. Questo è un dato ulteriormente allarmante. Se poi lo uniamo alla mancanza del reddito di cittadinanza, che è stato tolto in tantissimi casi, questo sta diventando un pericolo, una bomba sociale che rischia di esplodere se non ci diamo da fare. Un quartiere che il parroco sta cercando di aiutare, ma anche cambiare. E segno di questo voltare pagina è anche quello che ai nostri microfoni ci racconta. Quello che ci fa veramente riflettere, ed è bellissimo di questi ultimi anni, in modo particolare la richiesta d'aiuto per l'istruzione dei figli. Tanti genitori chiedono aiuto per fare continuare gli studi ai figli, una cosa che prima era impensabile. Oggi il libro scolastico è un bisogno vero, oggi il dopo scuola è una necessità reale, che chiedono perché vogliono un futuro diverso per i loro figli. Allora il cambiamento lo si vuole, il cambiamento è possibile, ma non ci sono gli strumenti per averlo. Si parla tanto di ascensore sociale, ma qui è fermo a piano terra, non si alza. Dobbiamo darci da fare per fare ripartire questo ascensore sociale, per comprendere che dobbiamo dare delle possibilità diverse a chi gli strumenti non li ha. Partiranno il prossimo 10 novembre i corsi di formazione per il settore edile dedicati ai richiedenti asilo ospitati nell'area metropolitana di Messina. La città dello Stretto è la prima in Sicilia, in tutta Italia sono 29, a dare la possibilità a 100 giovani richiedenti protezione internazionale di ricevere un'adeguata preparazione per l'inserimento nel mondo del lavoro e nelle aziende edili che lavorano nella provincia. Ad occuparsi dei corsi l'organismo paritetico territoriale Scuola Edile di Messina. Stiamo facendo un percorso che va dalle 400 alle 800 ore. Sicuramente partiamo come operaio polivalente, dove comprende tante qualifiche, ma guarderemo con attenzione, molta attenzione anche alla sicurezza sul lavoro per i troppi infortuni che abbiamo nei cantieri. Certamente è un percorso non facile, anche perché molte di queste persone non parlano l'italiano. Il progetto si inserisce nel solco dell'accordo siglato a livello nazionale tra i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e alcune organizzazioni sindacali. Durante i corsi i partecipanti impareranno sia la teoria che la pratica necessarie per poter operare all'interno dei cantieri edili.
il 30% delle ore, già abbiamo un accordo con il gruppo costruttore, saranno avviati, saranno messi a disposizione in questi cantieri dove avranno un tutor per poter meglio apprendere quello che si è fatto nella teoria. La formazione non favorirà solo l'integrazione di chi arriva nel nostro paese, ma incrementerà la manodopera sempre più carente nella nostra regione. Questa mancanza di personale qualificato e specializzato spesso non consente alle imprese di avviare i cantieri. Traballa la panchina di Tabiani, ma per il momento resta al comando, sempre più solo e senza il supporto di una tifoseria che chiede a gran voce il cambio di allenatore. Il Catania si lecca le ferite dopo l'ennesima sconfitta, la terza stagionale al Massimino, che complica la situazione in classifica e che acuisce la crisi di gioco e di risultati. L'Avellino fa il suo e con un gol per tempo porta a casa i 3 punti e lo fa senza particolari assilli, al cospetto di un Catania in evidente difficoltà, soprattutto caratteriale. A complicare le cose anche il rigore fallito da Chirico, che avrebbe potuto cambiare il senso della gara. I fischi del pubblico, che già mugugnava dopo il vantaggio degli Irpini ad opera di Marconi, sono diventati la colonna sonora della disfatta, decibel che sono aumentati al raddoppio di Gori e proseguiti fino al triplice fischio ed anche oltre. Tabiani, il più contestato, ma Striscioni e Cori non hanno risparmiato i giocatori ed è Francesco Rapisarda ad assumersi le responsabilità sue e dei compagni. Io penso che il periodo, al di là di tutto negativo, che stiamo attraversando ci porta e porta pure i tifosi ad avere questa reazione giusta. Sappiamo che non stiamo facendo benissimo e ci dobbiamo assolutamente rimboccare le maniche e rialzarci per forza. In serata si è poi tenuto un vertice tra il patron Pelligra e il vice Grella, un confronto lungo che alla fine avrebbe portato all'ennesima fiducia a tempo per Tabiani, proprio perché incombono sfide ravvicinate come la gara di mercoledì contro il Brindisi, recupero della seconda giornata, la trasferta di Potenza e la gara di Coppa Italia contro il Picerno. Intanto circolano i nomi dei successori, in pole position ci sarebbe Silvio Baldini. 11 punti in 10 giornate, aspettando il recupero di mercoledì a Taranto. L'ultimo degli 11 punti ha un grande significato perché è conquistato a Crotone con un ampio turnover, 7 cambi rispetto all'incontro con il Brindisi, a dimostrazione che il Messina di Modica ha un organico ridotto ma dalle infinite risorse motivazionali. 11 come punti dello scorso campionato, quando il Messina di Auteri chiuse l'andata all'ultimo posto. Il cammino sembra migliore, pur rimanendo intatto l'obiettivo stagionale. La presunzione di Zauli nei cambi ha reso equilibrata una partita che sulla carta non lo sarebbe mai stata. Ma io penso che sia stata una bella partita. Abbiamo avuto opportunità noi, l'hanno avuto loro. Siamo partiti bene, dopo il gol abbiamo avuto paura di vincerla, e anche se era troppo presto, però fino al 30esimo siamo stati bene in campo. Abbiamo fatto il nostro, poi pian piano quando ci hanno preso 30 metri di campo dove abbiamo incominciato a indietreggiare siamo stati poco attenti anche nel volere sfidarli per fare il secondo gol. Però merito al Crotone perché poi ci ha un po' chiuso, ha fatto il gol e l'hanno fatto anche meritatamente, anche se poi alla fine potevamo vincere questa partita perché la squadra è stata bene in campo, perché aveva voglia, perché ha dimostrato che quella di Brindisi è stata una parentesi. I 3 gol del Messina a Crotone di Giunta, Luciani e Polito sono arrivati dalla panchina. Mercoledì il recupero a Taranto e domenica al Franco Scoglio ci sarà il Benevento. L'interrogativo che viene a galla dopo la sconfitta interna di ieri è: cosa succede al Palermo quando gioca al Barbera? Dopo il Cosenza anche il Lecco fa bottino pieno, mettendo a nudo alcune criticità della squadra rosanero. La difesa è apparsa leggera e morbida e il primo gol di Crociata ne è la prova. L'attacco invece ha inciso poco, così dopo il vantaggio del Lecco il Palermo ha sbattuto spesso contro la difesa avversaria, creando pochissimo. Il raddoppio di Sersanti ha gelato il Barbera. Chi sta male, c'è la morte nel cuore. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, è stata una prestazione dove per volontà, dedizione, la squadra ce l'ha messa, siamo stati un po' sporchi, abbiamo preso soprattutto il secondo gol dove potevamo lavorare meglio, a livello di generosità abbiamo fatto quello che dovevamo fare, la partita era lì, avevamo avuto parecchie occasioni poi per accorciare,
non siamo riusciti a farlo. Palermo che nella ripresa ha cercato la via del gol diverse volte ma con confusione e senza precisione, poi anche la sfortuna con la traversa di Soleri dopo quella colpita da Sturaz. Il rigore segnato da Brunoni nel finale non ha cambiato l'esito del match. Noi dobbiamo pensare al percorso che dobbiamo portare a termine da qua ad altri 7 mesi. Sicuramente c'è tanto da lavorare. La Serie B è questa, perché se pensiamo che giochiamo contro l'ultima in classifica e possa essere una passeggiata, ci siamo sbagliati di grosso, ci sbagliamo di grosso, aspettano tutti la partita contro il Palermo per fare bella figura e per mettersi in mostra, e ci deve servire da lezione. Palermo che sabato sarà di scena a Marassi contro la Sampdoria.